Buongiorno a tutti, benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. Mi è venuta un'idea strana e stavo sistemando i miei cassetti con tutti i miei pigmenti e le varie cose e mi sono praticamente swatchata ogni bendidio di pigmento nelle mani e cercavo delle combinazioni vincenti per sapere già come truccarmi magari alle volte in cui non ho tante idee. E quindi mi è venuto in mente, ma perché non fare una serie chiamata appunto Le accoppiate vincenti? Degli ombretti che messi insieme, massimo due colori, considerando il colore per la piega dell'occhio, comunque due colori pigmenti o comunque ombretti già presenti in palette, collezioni e cose varie, che insieme secondo me funzionano, fanno un look carino, veloce, ordinato e molto facile. Questa è la mia accoppiata vincente, la 01. Spero ne seguiranno altre. Io adesso chiudo tutto e vado perché sono in ritardo. E vi mando un saluto e al prossimo video delle accoppiate vincenti. Vi mando un saluto, ciao al video, ciao! Stendo il primer. Con questa terra fredda di L'Oreal o L'Oreal creo la mia sfumatura. Cominciamo. Questa è la 06 Golden Bronze. Ci sarebbe il pennellino in dotazione, ma ovviamente l'ho tolto. Per sfumare uso questo pennellino di Ubu che è il numero 35. Li trovate al Tigotà. Ancora l'ombretto minerale con questa base, base colore intendo, e questa è di Deborah e sono gli stick che sono venuti fuori quest'estate. Il mio è logorissimo perché lo uso sempre, è uno dei miei prodotti top e mi fa durare il trucco tantissime ore. Ne metto poco. Nella prima parte dell'occhio. Poi prendo uno dei due protagonisti di questo trucco che è Espresso ed è un ombretto di Neve Cosmetics. Espresso. E vado con un pennello a lingua di gatto semplicissimo a prendere poco prodotto e vado a portarlo verso la fine dell'occhio cercando di stare dentro questo piccolo pezzettino di palpebra che è rimosso libero e andate a picchiettare il prodotto, mi raccomando. Se volete un effetto più grafico, meno sfumato, potete usare un pezzettino di scotch alla fine dell'occhio precedentemente tamponato in modo tale che non sia troppo adesivo e fare in modo tale che il trucco alla fine diventi più definito e più drammatico. Prendo un altro pochissimo tamponata di espresso e vado a fare questo lavoro di tamponatura dell'ombretto cercando di fare un cerchio dove c'è questa porzione di occhio. Perfetto. Faccio la stessa identica cosa dall'altra parte. Cercando di non portare troppo su tutto il discorso.
Se vi capita, prendete il pennellino da sfumatura e date una sfumata leggera. Aiutatevi con la terra di prima o con la vostra terra preferita. L'importante è che sia in un tono freddo, perché il tono caldo non andrebbe molto bene. Poi con questo pennello, che più che un pennello è un applicatore, vado a posizionare dove ho messo la mia base in crema, Kimono di Neve Cosmetics, che è questo stupendo punto di viola. Vado proprio dentro alla scatolina e presso, perché è fatto di silicone, presso il prodotto. Cercate che non ci siano accumuli e vado come per espresso a picchiettare nella parte dove ho messo la base. Il pennello in silicone è fantastico per i prodotti in polvere libera e per posizionare i glitter sopra a un trucco precedentemente fatto. Se vi capita di sbordare leggermente, con la punta del pennello da sfumatura andate a portare via il colore. Costruite il colore fino a quando non ottenete l'intensità che desiderate. Completo il trucco con la matita marrone nella rima interna dell'occhio e un po' di mascara. Ci vediamo tra un secondo. Aggiungete un illuminante nell'arcata sopraccigliare e, se vi piace, anche nella parte interna dell'occhio. La base l'avevo fatta in precedenza con questi tre prodotti. Ho steso questo Perfect Picture Primer di Kiko, era un'edizione limitata, mi sa che non lo trovate più. Comunque un qualsiasi primer va benissimo perché il mio trucco mi deve durare tanto. Poi ho steso il Super Stay Better Skin di Maybelline nella colorazione 021 Nude e ve lo cito di nuovo, ma il mio correttore Forever and Ever, che è il Maximum Cover Concealer, ve lo dirò fino alla nausea. Fissate il tutto con una cipria, la mia è la cipria compatta effetto seta di Deborah. Di Deborah, no! Fissate tutto con una cipria, la mia è la cipria compatta effetto seta di Bottega Verde nel colore bronzo luminoso, però è molto chiara. Tocco di fard sulle guance, il mio è dato da questo blush estivo della Essence che è Beach Cruisers, non so se vedete, e questo effetto gradiente è molto carino perché in un unico blush avete due colori. Io cercherò di prendere il colore in centro e posiziono il fard per me in questa parte. Non troppo centrale, non troppo lontano. Come rossetto o comunque gloss opaco uso questo Long Lasting X più X avete meglio è della Essence nel colore Soft Nude. È molto carino perché sa da caramella, da mu. Perfetto, e siete pronte. La prima accoppiata vincente è stata completata. Spero che il video vi sia piaciuto
e se vi è piaciuto mettete un pollicino in su e commentate se ne volete altri. Vi mando un grosso bacio, alla prossima!